È a Favara la prima scuola in Sicilia dedicata allo scrittore empedoclino Andrea Camilleri, il papà del commissario Montalbano. La cerimonia di intitolazione dell'istituto comprensivo, che da oggi porta la denominazione Andrea Camilleri, si è svolta alla presenza della nipote del celebre scrittore Arianna Mortelliti, che dal nonno ha ereditato la passione per la scrittura. Intitolazione voluta fin dal giorno del suo insediamento dalla dirigente scolastica Rosetta Monreale, che è riuscita a coinvolgere tutte le istituzioni comunali, provinciali e anche regionali sulla bontà della sua iniziativa. Però giornata storica io la definisco giornata epocale, perché organizzare e mettere in moto una macchina organizzativa di questo spessore non è stato facile, perché abbiamo iniziato con l'intitolazione al comprensivo ad Andrea Camilleri, per poi contestualmente denominare tutti gli altri 4 plessi: al Bersagliere Urso, Antonio Mentola, Luigi Pirandello e Mentola Vaccaro. Cosa li accomuna questi eroi, perché io li definisco eroi? Li accomuna l'attaccamento verso la propria patria e l'amore per la cultura. Voi siete il primo istituto in Sicilia che avete dedicato il vostro nome ad Andrea Camilleri. Sì, e quando si dedica un istituto, il primo istituto in Sicilia, ha un altro effetto, perché si avvicina al nostro stile e questo mi ha fatto molto piacere. Ecco, Camilleri entrerà in questa scuola anche su libri? Sì, e a breve faremo anche qui la settimana dedicata ad Andrea Camilleri. L'intitolazione dell'istituto comprensivo è stata completata con la denominazione dei 4 plessi che lo compongono alle figure del bersagliere Giuseppe Urso, medaglia d'argento al valor militare, caduto nel 1866 sul campo di battaglia di Custozza, allo scrittore favarese Antonio Russello, alle figure del filantropo barone Antonio Mendola e del capitano Antonio Vaccaro, avvocato, letterato che fu anche sindaco di Favara, e al premio Nobel agrigentino Luigi Pirandello. Presenti alla cerimonia il prefetto di Agrigento Filippo Romano, il sindaco di Favara Antonio Palumbo, il direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia Giuseppe Pierro, unitamente alle più alte cariche civili, militari e religiose della provincia. Suggestiva e particolarmente significativa per la pace ritrovata la cerimonia di denominazione del plesso dedicato al bersagliere Giuseppe Urso, dove a rendere omaggio all'eroe di Custozza era presente il generale di divisione Maurizio Scardino, comandante militare dell'esercito in Sicilia, con la fanfara dei carabinieri e una nutrita delegazione dell'Associazione Nazionale Bersaglieri. Poi inauguriamo il primo istituto comprensivo Andrea Camilleri della Sicilia, e per noi è una questione d'orgoglio, anche perché è dedicato a un personaggio che ha saputo portare la sicilianità, quella bella, in giro per il mondo. E poi è stata l'occasione per rinominare ufficialmente molti dei nostri istituti, tra cui la Bersagliere Urso, dedicato a un eroe della nostra città che è morto per difendere la patria, e tanti altri personaggi, lo scrittore Antonio Russello e Pirandello, che tutti conoscono. È stata ed è fino adesso una bellissima giornata, e ci sta dando la possibilità di mostrare il volto buono, bello della cultura, dell'accoglienza, della convivenza all'intera comunità agrigentina e siciliana. Quindi la cerimonia ufficiale di intitolazione nel plesso Mendola Vaccaro, con il taglio del nastro e la scopertura del busto bronzeo dedicato a Camilleri, realizzato dallo scultore agrigentino Peppe Cacocciola. Un momento che sarà ricordato anche con un annullo speciale che Poste Italiane ha dedicato allo scrittore su bozzetto disegnato dall'artista agrigentino Sergio Criminisi, che ha curato anche il nuovo logo istituzionale dell'istituto. Alla nipote Arianna, la pittrice favarese Amelia Russello ha consegnato una sua tela raffigurante il nonno Andrea Camilleri. E per me è un onore essere stata invitata qui alla scuola di Favara, che verrà intitolata a nonno, tra l'altro nel giorno del suo compleanno. È un onore per me, per tutta la mia famiglia, che si trova invece a Roma, al Fondo Andrea Camilleri, dove ci saranno ovviamente altri eventi dedicati a nonno. Un nome illustre, quello di Camilleri, riconosciuto universalmente, è un peso importante. È un peso importante, però devo dire, quando nonostante nonno abbia raggiunto il successo in tarda età, io ero comunque abbastanza piccolina, quindi sono cresciuta con un nonno così, e per me è sempre stato motivo di orgoglio. Che vuol dire
il nonno porta il nome e dà l'intitolazione a una scuola? Beh, è un grande orgoglio perché comunque nonno aveva un'idea tutta sua della scuola, soprattutto come luogo di inclusione, anche perché lui ha avuto un'esperienza molto particolare a scuola in cui a causa delle leggi razziali un suo compagno con cui aveva stretto amicizia gli era stato impedito di seguire la scuola, quindi che fosse tutto il contrario di quello che era stato invece il suo esempio di scuola.